A Napoli purtroppo stiamo vivendo un periodo delicato. Ultimamente si stanno dando qualche schiaffone in più. Il ministro dell'interno Pisano ha scelto per televisione, la Davò, scelto napoletani, la colpa è anche vostra, se a Napoli state in queste condizioni. Siete troppo pessimisti, ci vuole un po' più di ottimismo. La sapete la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto? Napoletani, il bicchiere va visto mezzo pieno. Vi accetto talmente sto fatto che chiamai a papà. Shit, papà, Pisano ha detto che il bicchiere deve essere mezzo pieno. Certo papà, voglio rigere a Pisano, che se fosse per me, io rignesse sana, che è la mamma che mi leva la bottigliana. Meno male che c'è la Lega Nord. Calderoli, il quale, quando ha visto che hanno arrestato l'assassino del benzinaio a Lecco dopo che lui aveva proposto una taglia, un metodo innovativo, e da questo punto mettiamolo pure a Napoli e taglia, così arrestiamo subito i delinquenti. Cioè sta perlomeno riuscendo annanzi Calderoli. Un metodo nuovo. Stamattina si è presentato Zorro fuori a questura, coppo cavallo, ha parcheggiato un cavallo, è trasuto in da questura e è vicino a questura. Quando mi rate per ogni delinquente che porta qua? E tu costoro 25.000 euro a delinquente. E te Zorro, ubblighi. Mi preoccupate, ma vi porta un'avo. È uscito fuori a questura. Ha trovato più un cavallo. È tornato da ieri e ti dicevo questo mi servesse in anticipo. Ma hanno chiesto 3.000 euro per un cavallo di ritorno, che c'è? Almeno però dal punto di vista del terrorismo internazionale a Napoli stiamo tranquilli. Eh sì, perché signori noi non ce lo dimentichiamo. A Napoli abbiamo un consolato americano. Uno dei punti più a rischio per il terrorismo internazionale. Però Pisano e tu non mi preoccupate, è tutto sotto controllo. Tanto è vero che fuori il consolato americano a Margellina ha fatto mettere un camper e Barbie, con 5 allievi a Annunziatella, che i fucili a piombino in mano. E poi io non me la prendo neanche con questi poveri carabinieri, sono giovani, terrorizzati. Ma che hanno fatto? Pensate, là da unire loro che chiama il comando generale, certo colonnello. Qui al semaforo di fronte al consolato tira un'area sospetta. Ci sono 2 arabi kamikaze con dei mitra a forma di T con una spugna annanzi. Una bomba a forma di sicchie celeste. Certo colonnello, voglio per caso hanno anche delle esplosive al plastica a forma di fazzolettino. Sì, andiamo a pigliare il caffè, ne parla a mano.